Sai, quando pensiamo a una trappola mortale, tipo, la prima cosa che ci viene in mente di solito è qualcosa di fisico. Mhm. Ingranaggi nascosti, roba del genere. Esatto, meccanismi arrugginiti sotto un tappeto di foglie o magari un predatore in agguato nell'ombra. Ci si aspetta, in un certo senso, che il pericolo abbia almeno la decenza di mostrarsi. Certo, zanne in vista o confini chiari. È una necessità evolutiva alla fine. Per scappare, intendi? Sì, il nostro cervello è letteralmente cablato per riconoscere questi pattern visivi di minaccia nell'ambiente. Se lo vedi, puoi gestirlo. Attacco o fuga. Ha senso. C'è quasi un senso di conforto in questo. Assolutamente. Ma il vero terrore, cioè quello psicologico profondo, emerge proprio quando togli questa componente. Quando la trappola non ha lame o corde, ma sfrutta la tua stessa mente contro di te. Che ci porta al fulcro della nostra esplorazione di oggi. Un caso di studio davvero pazzesco. Decisamente. Stiamo per addentrarci in un resoconto parecchio inquietante, zio. La posta in gioco è letale. Praticamente c'è questo male antico intrappolato in una pietra gigantesca in mezzo a una foresta isolatissima. Un classico isolamento spaziale. Mhm. E il protagonista è fermamente convinto che ogni 50 anni questa forza debba nutrirsi. In poche parole, rapisce qualcuno e gli ruba la volontà. Trasformando la vittima in un burattino ubbidiente. Proprio così. E l'ultima vittima di questo ciclo sarebbe una ragazza, trovata in pieno inverno, completamente nuda e con ustioni gravissime alle mani. Nessuno sa chi sia. Che è un incipit perfetto. Ha tutti gli elementi per innescare delle leve psicologiche fortissime. Ustioni, mistero, tutto il pacchetto. Sì, e soprattutto l'orologio cosmico dei 50 anni. Trasforma un evento tragico in un'emergenza assoluta e imminente. Chiunque abbia il complesso del Salvatore ci cascherebbe in pieno. Nella foresta e l'ambiente inizia subito a respingerlo. In che senso lo respinge? Cioè, la descrive come una foresta morta, con un silenzio del tutto innaturale. E poi gli strumenti smettono di funzionare. La bussola gira impazzita. Anomalie magnetiche, i segnali di allarme ci sono tutti, direi. Lampeggiano di rosso brillante, senza contare la sensazione costante di essere osservato. E lui cosa fa? Decide di inoltrarsi, lo stesso, da solo. Tipico. E dice esplicitamente di non voler portare un assistente per non metterlo in pericolo. Ma perché? Di fronte a una bussola rotta e a un'atmosfera del genere, perché il cervello decide che l'isolamento sia una grande idea? Guarda, in psicologia questa la chiamiamo compartimentalizzazione cognitiva estrema, unita a un bel complesso messianico latente. Spiegati meglio, per favore. Quando ti convinci di avere una missione vitale, tipo fermare dei sacrifici umani ciclici, il tuo cervello attua un meccanismo di difesa paradossale. Inizia a filtrare i segnali di pericolo. Quindi ignora la bussola impazzita come se niente fosse. Esatto. Li trasforma in semplici ostacoli logistici da superare. L'isolamento sembra un suicidio tattico da fuori, ma per lui diventa un atto di nobile sacrificio. Del tipo vado da solo per proteggere gli altri. Giusto. Ma la realtà psicologica è che vuole mantenere intatta la sua narrativa da eroe solitario, senza nessun assistente che gli dica «guarda che stiamo facendo una follia». Beh, un nobile sacrificio che la foresta si impegna a punire immediatamente, perché passiamo in modo brusco a una minaccia molto ma molto materiale. Fine dell'inquietudine invisibile. Fine totale. L'atmosfera diventa buia in modo innaturale, lui sente un panico irrazionale e i rami degli alberi assumono forme contorte, ma il vero punto di non ritorno è quando arriva al suo vecchio accampamento. Che immagino non sia più un rifugio sicuro. È devastato. E non smantellato dal vento, attenzione. La tenda è divelta con una ferocia assurda. Le bandierine di nylon robusto e rami belli spessi sono spezzati di netto. Caspita. Sì, ma il dettaglio peggiore sono i tronchi degli alberi. Hanno immensi segni di artigli, solchi profondissimi nel legno, massiccio. Questo cambia letteralmente tutto il paradigma. Assolutamente. Lui stesso ha un momento di lucidità e la chiama una furia tangibile. Capisce che c'è una bestia gigante lì fuori e che se avesse dormito in quella tenda sarebbe stato fatto a pezzi. Ed è un passaggio cruciale per comprendere l'architettura della paura qui. Prima era terrore dell'ignoto, sai, disorientamento. Ora è terrore puro e fisico. Esatto, terrore biologico. Gli artigli dimostrano che l'entità può alterare la materia. Il pericolo smette di essere un concetto astratto e diventa forza cinetica mortale.
L'ambiente è corrotto fisicamente. E qui però diamo per forza a sollevare un dubbio, perché la dinamica diventa onestamente grottesca. Abbiamo questa forza capace di incidere il legno massiccio e lui come reagisce? Sentiamo. Tirando fuori una specie di kit di pronto soccorso mistico. Si porta dietro una mazza pesante, un paletto speciale, boccette di assenzio, acqua santa e il classico sale grosso. Ah, il sale grosso non manca mai in queste storie. Ma non è arroganza pura questa. Pensare di fermare un mostro che distrugge fisicamente le cose lanciando una manciata di sale e agitando l'acqua santa. Sembra il delirio di chi non accetta i propri limiti. Sollevi un punto super affascinante, che va a toccare i meccanismi di gestione del terrore profondo. Oggetti come il sale o l'assenzio non funzionano per le loro proprietà fisiche, ovviamente. E allora a che servono in quel momento? Agiscono come ancore psicologiche fondamentali. Danno l'illusione vitale del controllo. Quando la mente è in mezzo al caos assoluto, che frantuma le regole naturali... Cerca di imporre le proprie regole. Perfetto, sì. Cerca di creare un sistema di regole, per quanto mistico possa essere. Affidarsi a quei rituali non è necessariamente arroganza conscia. È pura disperazione. Esatto, un disperato tentativo di creare logica nell'incubo. Il paletto e il sale sono il confine illusorio tra lui e l'abisso incontrollabile. Un confine che infatti viene polverizzato in un istante. Perché l'intimidazione fisica non è bastata e l'entità dimostra un'intelligenza tattica terrificante. Cambia le regole d'ingaggio. Totalmente. Se la forza bruta ha fallito contro la testardaggine dell'esploratore, l'entità bypassa le difese e punta direttamente all'infiltrazione mentale. Un cambio in strategia tipico dei predatori più sofisticati. Se la corazza esterna regge, cerchi una vulnerabilità interna. Sposti il fronte di guerra nella neurologia. Esattamente. E la vulnerabilità che il demone individua è di una crudeltà disarmante. Cerca letteralmente di sradicare la mente del protagonista, espellendolo dal suo stesso corpo. Un'intrusione pesantissima. Ma l'arma più affilata che usa è la voce. Nella sua testa inizia a risuonare la voce della ragazza morta che piange. Lo supplica dicendo «Aiuto, fa male», oppure «Liberateci tutti». Un sovraccarico emotivo devastante. E tutto questo avviene durante una violenza fisica estrema. C'è fumo denso, una luce rossa a sinistra, lui non respira più, sente gli organi interni bruciare e viene sbalzato via da un'onda d'urto emessa dalla pietra. Deve essere stato il panico totale. Sì, tanto che, asfissiato, deve versarsi addosso tipo 10 centimetri di sale in preda alle convulsioni per non morire sul colpo. Ecco, qui ci troviamo di fronte a un capolavoro oscuro di guerra psicologica. Si basa su un fenomeno clinico preciso, il dirottamento dell'amigdala. Ok, spiegacelo in parole semplici. Praticamente l'entità orchestra un sovraccarico sensoriale. Da una parte è l'asfissia, il fumo, il sibile del sale. Roba che innesca l'istinto animale. Esatto, saturano i sensi. Ma il colpo di grazia è quella voce che mira a sovraccaricare il senso del dovere morale. Manda in tilt la bussola empatica. E la logica va a zero. Letteralmente. Quando soffochi e senti grida di dolore, la corteccia prefrontale, cioè la parte del ragionamento logico, si spegne. Il controllo passa all'amigdala, che è la centralina emotiva. E ti spinge ad agire d'impulso per far smettere quel dolore. Proprio così. La compassione viene distorta e trasformata in un cavallo di Troia, per espugnare la ragione. Sai, è esattamente come subire un sofisticato attacco di phishing, ma proiettato nella realtà. Il phishing informatico, intendi? È come quando ti arriva il messaggio «Il tuo conto è compromesso, clicca qui o perdi soldi in 60 secondi». Creano un'emergenza finta. Esatto. L'hacker non vuole argomentare, vuole solo metterti fretta per bypassare il tuo pensiero critico. E qui lui è sotto un attacco phishing demoniaco. Ha voci contrastanti che gli lacerano la testa. Da una parte l'entità malvagia. Che gli dice «Non puoi distruggere la pietra, morirai». E dall'altra la voce dolce della vittima che lo supplica «Non fidarti di lui, voglio aiutarti, distruggela». E in stato di asfissia è dura ragionare. Sfido chiunque. Con i polmoni in fiamme è impossibile distinguere quale voce sia l'antivirus e quale sia l'hacker. Un'analogia impeccabile, davvero. L'ingegneria sociale funziona proprio sulle nostre reazioni automatiche.
sia che si tratti di perdere soldi, sia di un imperativo morale, come salvare un'anima in agonia. Ti aggrappi alla prima cosa che capita. Quando sei sull'orlo del collasso fisico, la mente si aggrappa all'unica scialuppa di salvataggio che le fa mantenere un senso di identità. E la scialuppa che gli offrono è l'illusione di poter essere il salvatore. E spinto oltre ogni limite, lui quella scialuppa l'afferra senza pensarci 2 volte. Arriviamo così al culmine, l'esecuzione del rituale. Niente più dubbio, immagino. Sparge l'assenzio e l'acqua santa attorno a questa pietra gigantesca. Molto scenografico. Sì, con il respiro rotto pronuncia un incantesimo di banishing, quasi teatrale. Fiamma a terra, frammenti nell'oscurità. Ciò che era una pietra è diventato cenere. Poi solleva la mazza pesante e colpisce la roccia, Finché non la spacca. finché non si forma una crepa netta. E improvvisamente l'onda d'urto si placa. Il caos si dissolve. Attraverso il fumo, in un silenzio irreale, sente un sussurro. La voce della ragazza dice solo: grazie. È la catarsi per eccellenza. Strutturalmente ci troviamo di fronte alla conclusione perfetta, da manuale, del viaggio dell'eroe. Noi umani amiamo queste narrazioni. Ha affrontato i demoni e resistito al crollo psicologico. Ha compiuto il rito ignorando il dolore. Quella parola grazie è il sigillo emotivo finale, è la ricompensa suprema, la gratitudine dell'anima liberata. Esattamente ciò che il suo subconscio desiderava. Però ed è qui che la situazione si fa davvero interessante. Fermiamo un attimo l'euforia. C'è un dettaglio tecnico che fa crollare l'intero castello. Quali dettaglio? Una frazione di secondo prima del rito, subito dopo l'onda d'urto, la telecamera principale smette di registrare. Buio totale. Che coincidenza. Lui si giustifica dicendo che, nel panico, si è scordato di controllarla. Ma l'assenza di video oggettivo, proprio nel momento del trionfo, coronato da quel grazie così cinematografico, fa suonare 1000 allarmi. Quando le cose vanno in modo così perfetto. Troppo perfetto. Seguendo la sceneggiatura che lui aveva in testa dall'inizio, il sospetto che la regia sia di qualcun altro diventa certezza. Inserendo questo elemento si svela l'inganno. Il mito del Salvatore ce l'abbiamo nel DNA culturale. Quando la realtà si modella su quello schema, spegniamo i centri critici. Voleva disperatamente fare l'eroe. Sì, tutta l'impalcatura, il rifiuto della compagnia, la sua ostinazione ruotavano attorno a questa identità di baluardo contro il male. E nel momento in cui la foresta gli dà esattamente quel palcoscenico, la trappola si chiude. E si chiude malissimo, tranciando ogni speranza. L'euforia tossica di aver salvato il mondo si sgretola in pochi istanti, lasciando spazio a una realtà da brividi. Il risveglio è la parte più dura. Tutto crolla quando lui mette mano all'audio superstite, quello della Spirit Box. E qui è fondamentale fare una parentesi tecnica per chi ci ascolta. La Spirit Box scansiona velocemente le frequenze radio, AM ed FM. Generando quel muro di rumore bianco, no? Esatto, rumore bianco e staticità. Nel paranormale si crede che le entità possano manipolare quelle frequenze per formare parole. E spesso il cervello cerca solo ordine nel caos. Pareidolia uditiva la chiamiamo. Ma se emerge una frase inequivocabile, non è pareidolia. E scatta il panico. Cosa aveva registrato? Isolare quell'audio è stata una pessima idea. Pulendo il fruscio, scopre che la ragazza non aveva detto solo un flebile grazie. Oh no. La frequenza aveva catturato l'intera frase, limpida e agghiacciante. Diceva: grazie per avermi liberata da una prigionia millenaria. Millenaria. Non un ciclo di 50 anni. Millenni. Immagina il collasso cognitivo in quel momento. È come accorgersi di aver calciato via lo sgabello con il cappo già stretto al collo. Capisce che l'intera storia del sacrificio ciclico era un'invenzione totale. Quindi la pietra non era una prigione per le vittime. Era un sigillo. Non puniva chi stava dentro, proteggeva il pianeta da un orrore primordiale. E la ragazza trovata nel gelo? Solo una marionetta di carne. Un guscio vuoto mosso dal demone per gettare le basi della leggenda urbana. E l'orrore più grande è ripercorrere l'esperienza mentale, l'assalto psichico, la voce piangente. Nulla serviva per allontanarlo. Serviva l'opposto. Era un sadico gioco psicologico progettato per fornirgli il movente perfetto per spaccare il sigillo. Non ha mai distrutto l'entità. Ha fornito la forza cinetica per spaccare la gabbia dall'esterno. Esatto, gli ha tenuto aperta la porta.
e ora un abomino antico di millenni è libero. Questa è l'esemplificazione perfetta della hubris umana, sai, come nella tragedia greca. La falla fatale dell'eroe non è un vizio ignobile, ma l'eccesso di una virtù. Il bisogno viscerale di mettersi al centro della narrazione. Proprio così. L'entità era vincolata, non poteva distruggere il sigillo dall'interno. Serviva un agente esterno, con libero arbitrio, che scegliesse di farlo. E come convinci un umano a fare una cosa simile? Non lo minacci. Se lo aggredisci, lui resiste. Esatto. Lui inganni, facendogli credere che sta compiendo l'opera di bene più pura immaginabile. Queste forze oscure comprendono l'empatia umana molto meglio di noi e la usano come leva per distruggerci. E se applichiamo questa analisi alla realtà di tutti i giorni, la lezione è sconvolgente. Questo male non ha trionfato grazie a poteri incontrastabili o fiamme infernali, Ha fatto perno sull'empatia. sulla compassione pura di un uomo che non sopportava l'idea di un'anima innocente che soffriva. Ha trasformato la pietà in un'arma di distruzione di massa. E la sovversione definitiva della moralità umana. Instilla il dubbio che l'istinto di prestare soccorso possa essere l'anello più debole della nostra catena. E questo ci conduce a un pensiero finale parecchio provocatorio, un tarlo mentale insostenibile. Se l'arma suprema a disposizione di questa oscurità abissale non è la magia, ma l'empatia umana. Il desiderio di essere altruisti. Esatto, di salvare chi urla nel buio. Allora ne consegue un paradosso spaventoso. Forse l'unica difesa assoluta contro il male non è l'acqua santa o il coraggio di un eroe. Ma qualcosa di molto più freddo. Forse l'unica armatura infrangibile di fronte a una manipolazione del genere è una raggelante, assoluta apatia. È un quesito che vi lasciamo per riflettere. Cosa succede all'umanità quando scegliere di non fare assolutamente nulla, voltando deliberatamente le spalle a chi chiede aiuto, diventa l'unico vero modo per salvare il mondo?